Don Giuseppe Pontillo, un valore della Pasqua che nella nostra società assume certamente un significato ancora più pregnante considerato il momento che stiamo vivendo. Ecco, cosa significa per la Chiesa avere questa grande responsabilità? La Pasqua del Signore Gesù significa prima di tutto annunzio della pace, il primo dono che il risorto fa quando apparendo agli Apostoli nel cenacolo dice pace a voi. Mentre stamattina stiamo percorrendo le strade della nostra città si sentono volare nel cielo aerei militari. Sembrano prove tecniche, sembrano allenamenti, ma comunque un tuono che richiama costantemente alla preghiera per la pace. Alla pace stiamo dedicando questa processione. La pace è quella internazionale, una pace nazionale, anche la ricerca del bene comune di ogni cittadino italiano, ma una pace anche personale che ognuno di noi deve costruire, perché siamo chiamati a costruire nel piccolo per poter anelare e gridare alla pace per le cose più grandi e significative. E in particolare questa nostra società oggi vive di un problema acuito anche dagli interessi che dietro la pace ci sono, una povertà diffusa. Ecco, la Pasqua e la povertà in che rapporto stanno? Strettamente correlati, perché il Cristo sulla croce è il Cristo spogliato, è il Cristo che assume proprio questa povertà umana e la porta sulla croce per redimerla. Il passaggio deve essere poi di ogni credente, di ogni cristiano che deve entrare dentro la consapevolezza di questa povertà umana che è redenta, e forse il limite più forte in questo momento è il silenzio di tanti cristiani, di quelli che sono chiamati alla responsabilità di governo e politica, a quelli che siamo chiamati a sollecitare chi ha responsabilità di governo e politica come cristiani a dire ogni giorno pace. Il suo augurio di Pasqua? Che sia un augurio veramente di pace nelle nostre case, nelle nostre famiglie, intera Santa, in Ucraina, ma una pace che possa essere veramente non irenismo, ricerca così formale, ma sia veramente impegno concreto, con gesti concreti, con azioni che